Era appena ritornato a casa da scuola, il tempo di salutare i genitori e di mangiare un boccone, poi via di nuovo verso il centro di Castelfranco. Nascosti nel calzino 120 grammi di hashish, divisi in 10 ovuli, pronti per essere spacciati ai suoi coetanei. E proprio mentre stava cedendo la droga ad un 17enne, sono entrati in azione i carabinieri. In manette è finito uno studente di 18 anni, residente nella Castellana. Addosso i militari gli hanno trovato anche 300 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. Il ragazzo di buona famiglia, al termine delle lezioni, si recava ai giardinetti dove lo attendevano giovanissimi acquirenti. Nell'abitazione dove il giovane vive con i genitori, gli uomini dell'arma hanno trovato 2 bilancini di precisione utilizzati per dividere la roba, 2 coltellini e alcuni contenitori. Il ragazzo utilizzava i proventi dello spaccio per comprarsi accessori di lusso, oggetti e abiti firmati. Siamo riusciti a stroncare sul nascere un notevole spaccio di hashish messo in piedi da un giovanissimo pusher che vendeva a giovanissimi acquirenti. Il 18enne si trova ora agli arresti domiciliari. I carabinieri stanno indagando per capire da chi si rifornisse il giovane e stanno tentando di ricostruire l'esatta rete di spaccio dello studente, che probabilmente vendeva la droga a decine di giovani della Castellana.